oltre al supporto che stiamo dando alla Prefettura e alla Regione per quanto riguarda la logistica generale, in questo momento abbiamo 2 autisti e un mezzo con rimorchio pronti a partire da Palmanova per portare 23 ambulanze in Romania al confine con l'Ucraina. Questo equipaggio è pronto alla partenza, non sappiamo se partirà con il primo o con il secondo turno di consegne. Abbiamo messo a disposizione questa forza sulla richiesta del Dipartimento e della Regione per contribuire in maniera fattiva a questo intervento di missione internazionale. Emergenza ucraina. Anche la protezione civile vicentina dunque si è messa a disposizione per aiutare i profughi in fuga direttamente sul posto. Vicenza si sta strutturando su più fronti per gestire la solidarietà. Da una parte si sta ottimizzando la raccolta di beni di prima necessità da inviare. Stop all'abbigliamento. Ora vengono raccolti solo farmaci e alimenti a lunga scadenza. Attesi i primi profughi in arrivo già in queste ore, a loro dedicato uno sportello telefonico per famiglie ospitanti per espletare le prime necessità formali e sanitarie. No, la nostra azione è concentrata nel prevenire e organizzare tutto quello che può essere un arrivo di migranti in città, seguendo quelle che sono le linee guida della Regione, del Dipartimento e della Prefettura prima di tutto, perché è il gestore della situazione. Oltre a questo abbiamo affiancato e dato disponibilità al Dipartimento Nazionale e alla Regione per questa missione internazionale che nelle prossime ore partirà.